Benvenuti a Callcenter Cortesia, sono lo straordinario Vianeo da Mestre. Nelle giornate tristi non vedo l'ora che c'è a me per tirarmi su de morale. Sentiamo chi è lo sfigato in linea, forza. Ciao Vianeo, mi chiamo Maurizio e visto che sta per arrivare il Natale, hai qualche consiglio per passarlo al meglio? Ciao Maurizio, bisogna che ci capiamo, sei sposato? Sì. Ecco, ti caputei? Sì. Ecco, e tua suocera è ancora viva? Sì. Ciao, vabbè, ma Maurizio, ti sei proprio nella situazione peggiore possibile, cioè anche a te, come fermo. Vabbè, ricordati Maurizio, prevenire è meglio che curare. In che senso? Qual è il problema di Natale? I regali, no? I regali, bravissimo. Allora, ad esempio, ai putei, ai bambini, cosa regalo ai bambini? Io vorrei fargli anche un bel regalo, ma sai, i bambini hanno tutto e questo non gli piace, quest'altro non vuole, dare due schiaffoni, cioè chi si accontenta anche un altro mille, però capisco che vuoi fare un regalo. Ma c'è una soluzione, prevenire è meglio che curare. Da dove arriva Babbo Natale? Dal camino? Bravo! Ti compri una stufa al pellet. Perché ha il tubo più stretto, così Babbo Natale prova a passare dal cammino, ma si incastrano che passano, e ti che dici ai putei, cioè, non so se sto anno arriva Babbo Natale, cioè, si sei incastrato. Questa idea è geniale per i bambini, ma alla suocera cosa dico, cosa le regalo? C'ho giusto, tua suocera, quanti anni ha? 89. Beh, 89 anni ti che regali un bel ingresso in sauna. Ah. Sì, solo l'ingresso, non serve l'uscita, sa stare. Così potete risparmi anche al regalo dell'anno prossimo. Zia a posto. Ma io le voglio bene, però. E ora regali che un bel quadretto con scritto, non so, una bella frase. Di tutte le suocere a me è capitata la più grande. Bello! La più grande, rompi i maroni, ti che scrivi sotto. Certo, povera. Sì. Beh, comunque a mia moglie il regalo lo devo fare, se lo Certo, aspetta di si sicuro aspetta. cosa posso fare? C'ho ste femmine così, arroganti, vuoi regalo così. Fai così, prevenire è meglio che curare. Il 20 di dicembre le dici, amore, non so, sai, non sono convinto della nostra relazione, forse mi sono innamorato di un'altra, ho bisogno di un periodo di riflessione. E dopo, intorno al 7 gennaio, ti dici, amore, ci ho pensato, sei tu la donna della mia vita. Ti te sparagni il regalo o no? Ma così se rischio che se ne vada di casa se le dico sta cosa. E qual è il miglior regalo di Natale che puoi fare a te stesso se non questo? Ricordite Coco, il Natale è magia. Se ti riesci sparisci e torna dopo le feste. Grazie Vianeo, grazie. Buon Natale sfigato! A te.